giustamente, come facciamo se lo Stato non ci restituisce l'IVA? Ma perché ce la sta restituendo l'IVA? Non ce la sta restituendo, non ce la restituisce dal 1948, ce ne restituisce una minima parte. Infatti noi abbiamo chiesto, perché noi comunque abbiamo anche considerato questo fatto, abbiamo detto, ma perché i prelievi non li facciamo noi e allo Stato gli diamo soltanto quello che gli spetta? Guardate, è molto più semplice di quello che sembra, perché creare un'agenzia delle entrate sarda e creare e riportare la riscossione, perché ci hanno sottratto anche la riscossione, l'hanno portata a Firenze, a Bologna, e qui Italia Centro non è più in Sardegna. Riportare la riscossione in Sardegna è molto semplice, non è per niente difficile. Io a giugno ho fatto una causa al Consiglio di Stato proprio su questa questione, e i giudici del Consiglio di Stato, io ho detto al Consiglio di Stato, ma l'articolo 9 dello Statuto prevede espressamente che per trasferire la riscossione fuori dalla Sardegna ci vuole il parere della regione, se no lo Stato non lo può fare. Lo Stato ha violato l'articolo 9 dello Statuto. Sapete cosa mi ha detto il giudice del TAR e il giudice del Consiglio di Stato, il consigliere del Consiglio di Stato e tutto il collegio? Voi sardi ce l'avete nello Statuto questa norma. Bastava utilizzare l'articolo 56 dello Statuto, la commissione paritetica. Con quella facevate un bel regolamento e la riscossione non ve la poteva portare fuori dalla Sardegna. Quindi nemmeno una legge ci voleva, bastava utilizzare l'articolo 56 dello Statuto. Vi rendete conto? C'è scritto nero su bianco su una sentenza questo, non è che ve lo sto raccontando. Avvocato, la ringraziamo anche per la passione che mette nella sua esecuzione. Non la voglio assolutamente interrompere, anzi adesso diamo la parola alla dottoressa Randazzo, perché così se c'è l'opportunità di fare qualche domanda, qualche intervento lo facciamo. Signora gentilissimo, guardi, avremo tutta l'opportunità di fare un intervento, magari viene qua e così lo sentiamo tutti e siamo anche contenti. Volevo solamente dare due informazioni tecniche, perché in questi giorni tutte le persone che sono interessate si chiedevano: ma Alghero che contributo ha dato? In ogni caso ad Alghero c'è stata una delibera, non c'è stata, eccetera. Ecco, il 31 gennaio il comune di Alghero ha prodotto 2 delibere, una che è quella che ha appena accennato l'avvocato Scifo, che è proprio sull'agenzia sarda delle entrate, sposando quello che era un dispositivo messo in rete dal Fiocco Verde, e poi avremo Gavino Balata che ci parlerà anche di questo aspetto specifico, e poi successivamente la delibera sull'istituzione della zona franca, per cui anche il comune di Alghero, come oltre altri 300 comuni, mi corregga poi adesso la dottoressa Randaccio sarà anche molto più precisa di me, ha aderito e ha deliberato in senso favorevole dell'istituzione della zona franca.